Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. In questa occasione ci accompagnerà un ospite speciale con cui parleremo di cultura, storia ed eventi. Abbiamo con noi Daniela Perco, ricercatrice, insegnante e scrittrice che è diventata un punto di riferimento della cultura del territorio veneto e un'esperta dei musei e ricerche storiche. Ciao Daniela, è un piacere rivederti, anche se virtualmente. Grazie per essere oggi qui con noi. Benvenuta al nostro programma. Come va Daniela? Va molto bene, ti ringrazio per avermi invitato, mi fa piacere rivederti dopo così tanto tempo e so che sei molto attiva nella diffusione della cultura italiana e questo mi fa piacere perché credo che la gente sia contenta di ascoltare delle cose che riguardano una patria spesso molto lontana e quindi fai un ottimo lavoro di valorizzazione delle proprie radici e della propria cultura. Daniela, mi hai colpito perché sentirlo di una persona come te che ha studiato tanto e lavorato tanto per la diffusione della cultura, veramente pelle d'oca, guarda, ti ringrazio di cuore per le tue bellissime parole. È un po' quello che cerchiamo di fare col mio team anche in questo programma, di poter far arrivare ai nostri ascoltatori, che sono questi bellunesi e veneti nel mondo, quei pezzi della cultura, della storia, anche le storie di immigrazione che so che anche tu racconti e poi ci parlerai un po', ma così i nostri ascoltatori ti conoscono e prima di iniziare a raccontare tante belle cose che ci racconterai, puoi presentarti un po' perché hai fatto un sacco di cose, hai una carriera maturata, un'esperienza anche nel meraviglioso mondo della cultura, dei musei, quindi raccontaci qualcosa su di te. Beh, io sono un'antropologa e ho studiato a Roma, appunto un bel po' di anni fa, e mi sono specializzata inizialmente sullo studio delle fiabe, che è uno dei filoni di ricerca che ho seguito poi per molti anni. Poi a partire dal 1900, appena dopo la laurea, quindi mi sono laureata nel 77, ho cominciato a occuparmi di emigrazione in Brasile meridionale. Nel 77 proprio sono stata nel Rio Grande do Sul e a cercare di ricostruire un po' che cosa la gente ricordava, quindi a registrare dei ricordi, delle fiabe, delle leggende, così. E poi ho continuato questo lavoro di ricerca nel corso degli anni e mi sono messa in testa di fare un museo etnografico che raccogliesse un po' le memorie del nostro territorio e anche quelle un po' dell'emigrazione. E quindi ci sono voluti 30 anni di ricerche, di studio, di raccolta di materiali e alla fine nel 1997 abbiamo inaugurato la prima parte del Museo etnografico della provincia di Belluno e poi nel 2005 la seconda parte con tutte le sezioni espositive. Poi ho fatto tante altre cose, nel senso che ho studiato in varie zone, sempre alcuni filoni, per esempio quello dell'alimentazione nel 2003, come museo abbiamo portato avanti una grossa ricerca sull'alimentazione sia nella provincia di Belluno che in altre zone del Veneto. Abbiamo fatto anche dei filmati che si possono vedere nel sito del museo e poi tanti sono stati i campi in cui appunto come museo siamo intervenuti legati all'immigrazione. Forse uno dei temi che più mi ha coinvolto anche emotivamente è quello delle baglie da latte. E questo è insomma, se vogliamo, è un tema di cui mi sto ancora occupando perché ogni tanto trovo qualcuno che me lo ricorda e mi dice guarda che mia nonna era baglia da latte, mia bisnonna era baglia da latte e questo è un tema veramente molto toccante, ecco, che mi interessa in maniera particolare. Anche in un punto le Valli del Latte erano migranti, andavano da un posto all'altro per lavorare. E parlavi tu di immigrazione e, diciamo, sai che noi in questo programma, nella rubrica Storie di immigrazione, raccontiamo le vicende dei nostri migranti bellunesi nel mondo e, se non sbaglio, sei stata in Egitto, in tante parti dell'Italia, dimmi se manca qualche posto. Allora, sei stata anche tu un migrante. Ti vedi così o non tanto?
Beh sì, io sono vissuta a Roma intanto 8 anni, quindi me ne sono andata per studiare da quella che era la mia città, da Feltre, e sono stata lì. E poi sono stata in Egitto per periodi anche abbastanza lunghi e lì ho studiato le fiabe egiziane, quindi ho messo a frutto questa mia permanenza legata al fatto che mio marito insegnava arabo con la possibilità di raccogliere qualcosa di interessante e quindi avendo imparato a parlare anche l'arabo ho potuto fare anche questo lavoro. E quindi anch'io sono un po' una immigrante, nel senso che poi insomma credo che la mobilità delle persone sia una delle cose più belle che possono esserci, nel senso che non bisogna mai guardare l'immigrazione come qualcosa solo di doloroso, come un distacco e così, perché è sempre un'esperienza e le esperienze arricchiscono e quando uno torna porta con sé dei bagagli culturali e esperienziali proprio in generale che arricchiscono sempre. Sì, anche è vero quello che hai detto di non solo collegarlo a un sentimento triste di distaccamento, ma No. anche noi, almeno ci preferiamo dire migrante, no? Perché nel mondo, almeno ad oggi, è un andiamo e torniamo. Forse non è come la migrazione che più, diciamo, ricordiamo dei nostri, per esempio, miei nonni, miei bisnonni, che andavano, per esempio, andavano dall'Italia all'Argentina, poi non tornavano mai più. Ora Certo. è diverso e anche nel tuo caso, guarda, tu sei stata da Feltre a Roma, in Egitto un tempo, sei tornata, quindi hai fatto questo un po' un giro e continuavi col tuo lavoro, con la tua vita, quindi interessante quello che dice di non già più, e che sia una cosa triste, che sia una cosa, oh, non torno più. No, infatti guarda, poi la provincia di Belluno in maniera particolare, come sai bene, ma tutto il Veneto è soprattutto sia il Veneto di montagna che il Veneto di pianura, ha dato un grosso apporto all'emigrazione. E nelle montagne erano soprattutto emigrazioni stagionali e quindi c'erano i gelatieri che ci sono ancora, che fanno ancora questo lavoro, no? Di andare e venire dalla Germania, dall'Olanda, eccetera. Però c'erano tante altre categorie, c'erano i seggiolai, i venditori ambulanti, i cromer, gli spazzacamini, i pastori, ed era proprio come dire una sorta di c'erano quelli che andavano a costruire le ferrovie fino al Caucaso, quindi diciamo che è la mobilità era una sorta di stile di vita e come ti dicevo prima, chi partiva tornava e portava con sé delle esperienze, anche se non era mai semplice la partenza, non lo è mai per nessuno una partenza semplice, però è un arricchimento, quindi voglio dire, poi sai, io ho studiato le Valli da Latte e devo dire che lì la partenza era drammatica perché significava lasciare un bambino di pochi mesi per allattare i figli dell'aristocrazia italiana e per una mamma lasciare un bambino piccolo non è mai una scelta facile. Infatti non era una sua decisione, di solito erano gli uomini che decidevano, erano i mariti o i suoceri, non era mai la donna che autonomamente pensava di andare a fare la balia da latte. Quindi c'è emigrazione ed emigrazione e qui le femminili sono state emigrazioni più difficili, Certamente, indubbiamente. ricordiamo ai nostri ascoltatori che le balie da latte erano, come hai detto benissimo, queste donne che stavano per allattare il suo bambino, diciamo bambina, e dovevano farlo per un altro, no? E anche lì sì, c'è la tristezza, come detto, quello staccamento in un periodo così importante della vita, sia della mamma che del bambino, quindi veramente Sì, però devo sacrificato. anche dire che, ad esempio, le balie da latte, che è stato un fenomeno difficile, è durato fino agli anni 50 più o meno, dai primi anni dell'Ottocento, venivano pagate molto bene Mm. e quando tornavano avevano imparato a parlare l'italiano, venivano sempre premiate con dei regali, quindi continuavano a mandare e hanno fatto studiare i loro figli, hanno permesso ai mariti di comprarsi la casa, di comprare la terra. Quindi è un'emigrazione che ha aperto anche molti orizzonti positivi, pur essendo appunto carica anche di aspetti difficili come quello psicologico, no? Perché indubbiamente
quando la donna tornava, di solito dopo un anno, talvolta i figli non la riconoscevano, quindi faceva fatica a reinserirsi nella famiglia. Però insomma sono argomenti che tu conosci bene, perché credo che insomma tutte le migrazioni abbiano i loro aspetti positivi e negativi, no? Ma è Come... interessante che lo ricordi, perché almeno c'è un lato positivo in qualche senso a quel dolore, che era il fatto Sì, che sì, potevano avere una nuova vita, loro stavano dando ai figli, alla famiglia una vita. È sì, interessante quello di potevano studiare, perché già quello sì, permetteva che la prossima generazione sinceramente abbia tutta un'altra qualità di vita. E parlando un po' di imparare, no? Anch'io sono un insegnante e perciò mi piacerebbe tantissimo conoscere un po' della tua esperienza, come sei stata insegnante, penso che lo fai ancora, nelle università più prestigiose del Veneto, quella di Padova, Venezia, poi Verona, anche se non sbaglio a Milano e nella Fondazione Benetton Studi e Ricerche di Treviso. È così? ma io guarda, ho fatto dei periodi brevi, perché in realtà poi mi sono dedicata veramente molto al museo, e quindi a fare questa cosa che non è stata una cosa semplice, perché non basta farlo, bisogna poi anche gestirlo. Però l'esperienza io ho insegnato anche alle scuole medie, perché ho fatto un periodo come insegnante nella scuola. Sono tutte esperienze molto positive, diverse una dall'altra, e ho sempre cercato di portare quella che era un po' la mia esperienza, e quindi non solo teoria ma anche molta pratica, no? Che deriva anche dalla mia pratica di ricerca, quindi ricerca soprattutto sul terreno, come si dice, no? Io ho sempre amato andare in giro ad ascoltare le voci degli altri, e quindi a raccogliere. Mi ricordo che quando ero giovane, che andavo a cercare fiabe e giravo col motorino, mia mamma mi diceva sempre: ma cosa fai? Ma non hai altro da fare. Poi a distanza di tanti anni mi ha detto: per fortuna che le hai raccolte quella volta, perché adesso non le troveresti più. Quindi diciamo che però poi nell'insegnamento ho sempre cercato di trasmettere un po' questa conoscenza nei vari settori in cui mi veniva richiesto, no? Perché mi sono dedicata per esempio anche molto a problemi legati alla catalogazione dei beni immateriali. No? E ho partecipato a numerosi convegni su questi temi dei beni immateriali, che come sai sono stati riconosciuti come patrimonio dell'umanità. Certamente parleremo ora un po' di quello, ma beh, oltre a questa esperienza tua di insegnante, ti dedichi all'antropologia, etnologia, museologia, come ci hai raccontato, perché hai fatto uno straordinario lavoro che ci racconterai presto. Come nasce questa tua passione un po' per la storia e la valorizzazione dei beni culturali, almeno italiani, veneti? Ma guarda, nasce proprio dal percorso di studi che ho fatto a Roma. Ho avuto la fortuna, quando ho studiato, di trovare dei docenti veramente di grandissima qualità e di altissimo livello. E inizialmente avrei voluto fare geografia, e poi invece quando uno si trova lì capisce anche quali sono veramente le sue aspirazioni. E poi ho sempre continuato in questo settore, quindi la tutela dei beni culturali e la loro valorizzazione sono stati un po' il principio guida in questi anni di lavoro, e continuano ad esserlo, perché non si finisce mai né di imparare né di fare, no? Di valorizzare. Quindi io continuo ad andare in giro a fare interviste. Per esempio, l'ultimo lavoro che ho fatto con il museo, tra l'altro, è su Vaia, su quello che è successo, questa tempesta terribile che ha distrutto milioni di piante, ma ha anche distrutto case, ha veramente cambiato il paesaggio in alcuni luoghi, e quindi io e altre persone siamo andate a raccogliere le testimonianze di chi ha vissuto questi eventi molto brutti, insomma terribili. Quindi voglio dire, valorizzare, studiare, catalogare anche, perché per esempio una grossa esperienza che ho fatto è stata quella, che è legata molto al museo, di studiare la cultura materiale, gli oggetti, di cosa sono fatti, quali sono le tecniche, per gli oggetti tradizionali ovviamente, e lì è un mondo che si apre, no? Il sapere degli artigiani che lavorano con le mani e che conoscono bene la materia, no? I fabbri, Caspita. abbiamo fatto un grosso lavoro per esempio sui fabbri, ma anche i falegnami, tutti quelli che in qualche modo hanno questa grande abilità manuale, che significa però anche grande pensiero, grande, non è solo le mani, è la testa che Esatto. lavora, no? Insieme alle mani.
qualcuno deve dire alle mani cosa fare, no? E quello è molto interessante. Esatto. E parlando di questo straordinario museo che ho avuto l'opportunità di conoscere tanti anni fa con la mia famiglia, la mamma Patrizia, fratello Ignazio che tu conosci, anche mia zia Rita che ci ha portato, ti avevamo incontrato lì, è stata una giornata ma straordinaria, bellissima, abbiamo potuto vedere dal vivo quella ricchezza che c'è in quel museo, il museo etnografico di Saravela che è a Cesio Maggiore, se non sbaglio il nome certamente. Tu hai curato tutta la progettazione, l'allestimento e come hai detto prima, non è solo pensarlo, ma anche poi farlo, gestirlo, che immagino che è un altro lavoro importante. Cosa rappresenta per te quel museo? Raccontaci un po' del Museo di Saravella per te. Allora, guarda, il Museo di Saravella perché io ho avuto la fortuna, come ti dicevo prima, a Roma, di studiare con un grande maestro che si chiamava Alberto Mario Cirese ed era un museologo, era un antropologo che ha scritto dei libri fondamentali sulla museologia etnografica. Quindi io sono partita con questa idea di fare qualcosa. Ci sono voluti tanti anni di lavoro e ritenevo che un museo come quello che è provinciale, potesse essere un luogo di aggregazione, un luogo di rappresentazione di un'identità territoriale, che è un'identità molto varia, nel senso che c'è una differenza notevole tra chi abita nella zona dolomitica e chi abita nella Val Belluna. Ci sono molte analogie, ma anche molte differenze. E quindi mi interessava che ci fosse un luogo in cui si studiasse, ma anche in cui si facesse molta didattica. Una delle caratteristiche del museo è quella di offrire tantissimi laboratori didattici, quindi ci sono delle giovani antropologhe che fanno questo lavoro e lo fanno con passione e riescono a trasmettere dei valori della tradizione e la tradizione continua a vivere. Se tu pensi che noi parliamo ancora dialetto, il dialetto resiste perché? Perché cambia nel corso del tempo. Le tradizioni alimentari, per esempio, ci sono ancora, sono cambiate, sono mutate, ma continuano ad esserci. Noi continuiamo a mangiare la polenta con lo schizz o altri cibi tradizionali, no? Quindi il museo doveva ed è un luogo di aggregazione importante, un luogo di studio, un luogo di conservazione delle memorie, perché non è solo una raccolta di oggetti, è anche, ad esempio, la presenza di una biblioteca importante e di un archivio sonoro e fotografico. Vuol dire che tutte le voci delle persone che abbiamo intervistato nel corso degli anni, e sono tante, sono racchiuse in questo museo e sono a disposizione per le prossime generazioni. E questo è importante perché anche la voce, le testimonianze sono dei beni culturali e vanno protetti. Quindi io ricordo veramente, per dire, abbiamo 83 interviste a ex Baglie da Latte, abbiamo intervistato i seggiolai, abbiamo intervistato i fabbri, abbiamo intervistato gente che ha avuto esperienze di guerra. Insomma, è un luogo in cui si possono ascoltare delle cose importanti per le future generazioni. Quindi è un luogo in cui si riflette sul presente, conoscendo la propria storia e la propria identità. Ecco, io mi ricordo quella parte del museo che non so se puoi brevemente raccontare ai nostri ascoltatori come il museo ha due piani. Nella prima parte io mi ricordo, oggetti sono dappertutto, ma anche quella parte sonora era al primo o al secondo? La parte sonora è dappertutto ed è una delle caratteristiche di questo museo. Il museo è fatto di oggetti, ma molto selezionati, perché la maggior parte degli oggetti sono in deposito, sono nel deposito che contiene più di 10.000 oggetti. Quindi è stata una scelta difficile quella di esporne pochi. Ci sono molte immagini, sia d'epoca che attuali, e poi ci sono i suoni, ci sono le voci di chi racconta. Per esempio, ci sono testimonianze sull'alimentazione, ci sono testimonianze sul Brasile. Nella sala del Brasile si ascoltano i canti che abbiamo registrato lì. Nella sala delle Baglie da Latte si ascoltano degli spezzoni dei racconti che loro... C'è una parte sulle fiabe e le leggende, una parte sui canti, quindi questa dimensione sonora c'è un po' dappertutto nel museo. Una di quelle che piacciono di più, devo dire, è nella stanza
stanza dedicata al rapporto tra donne e galline, che è una cosa che io ho voluto molto, un po' perché amo le galline e un po' perché le galline erano una fonte importantissima, una risorsa importantissima da un punto di vista economico, perché fornendo le uova davano la possibilità di scambiare, quindi di innestare un'economia, una piccola economia che però garantiva la sopravvivenza. E in quella stanza abbiamo 12 modi diversi per chiamare le galline. Wow. Sono uno diverso dall'altro proprio, quindi è una cosa molto interessante, ecco, anche quella. Quindi Sì. questa dimensione sonora è proprio una delle caratteristiche più importanti. L'altra cosa di cui vado orgogliosa, devo dire, è il Giardino delle Rose, che in questo momento è in piena fioritura. È una cosa meravigliosa. Ci devi mandare Ci una sono foto perché 300, sì, te è la un devo sogno. mandare. Guarda, ci sono più di 320-330 piante di rose e anche lì non è un giardino qualunque, sono tutte rose che noi abbiamo trovato andando in giro a intervistare le persone. Quindi nel giardino della Balia da Latte, per dire, abbiamo trovato la rosa che lei aveva portato dalla famiglia in cui era emigrata, a Varese, a Milano, dove era e così, e abbiamo fatto le talee e l'abbiamo portata al museo. Non c'è neanche una pianta comprata, sono tutte riprodotte per talea e sono state raccolte nelle case dei contadini, nei cimiteri, nelle canoniche e sono proprio legate a delle storie. Per esempio ci sono delle rose che due signori anziani hanno trovato sul greto del fiume Piave all'indomani del Vajont e le hanno raccolte, le hanno piantate nel loro giardino. Noi passando abbiamo visto queste due bellissime rose, devo dire, e abbiamo chiesto, loro ci hanno concesso di fare delle talee e questa storia che è legata comunque a un disastro che è avvenuto in provincia di Belluno, ma anche in qualche modo ecco, le rose lo ricordano ecco, e ricordano anche questo atto pietoso che queste persone hanno fatto raccogliendo due rose dal fango del fiume. Quindi anche di questo giardino sono veramente molto orgogliosa. In questi giorni, guarda, veramente pieno di gente che va perché sono rose profumate nella maggior parte dei casi. Quindi c'è un dentro e un fuori del giardino, perché è in un posto molto bello il museo, è in cima a una collina, circondato da una vegetazione molto bella. Ecco. Quindi è un luogo di pace, oltre che di studio, di conservazione, di valorizzazione. Guarda, è un luogo di pace, di storia, di cultura, di emozioni, perché sinceramente entrare, lo dico io, prima persona, è un'esperienza a 360, tipo ti giri dappertutto e c'è qualcosa da vedere, da fare, da sentire, da capire e poi anche la passione delle persone che lavorano lì che si sente perché ti raccontano, come abbiamo avuto l'onore e il piacere di, quando ci ha raccontato tutta quella storia e come si è fatto anche il museo e il perché. E poi il giardino che veramente avete un pezzo praticamente di tante parti del mondo, anche se dell'Italia, no? Ma diciamo, non è solo il posto, è un po' portare la storia di quei migranti che sono, beh, hanno fatto questa andata e ritorno che veramente è meraviglioso e che è simbolico veramente una rosa che dopo l'inverno, dopo quella tessa, poi si era addormentata, fiorisce e poi rinasce anche quella volta, anche un messaggio di speranza. E parlando anche di quei oggetti e questo museo che è molto grande e ben allestito, io beh, come vedete lo ricordo con tanto affetto, no? Perché anche dentro c'è un po' la storia del territorio, della cultura. Quanto è importante veramente poter tutelare e conservare questi pezzi della storia? Perché dobbiamo conservarli? Sembra un po' semplice la domanda, ma davvero a volte la gente non capisce che non sono solo oggetti. No, non sono solo oggetti. Allora, la scelta che ho fatto io, perché l'allestimento l'ho ideato io, no? Allora, uno potrebbe dire, metto tutti gli oggetti che ho, li espongo e faccio un museo. Io ho voluto raccontare delle storie. Ho voluto fare in modo che quando la gente entrava in questo museo avesse proprio un'idea di quello che stava vedendo, ma delle esperienze umane, cioè dei rapporti umani. Quindi
non mi interessava tanto, che ne so, raccontare il ciclo di lavorazione del latte, ma il rapporto che c'era tra gli uomini e i bovini, per esempio, e le mucche, le pecore e così via. Per cui delle storie degli uomini in rapporto al territorio e in rapporto all'emigrazione. E ti ripeto, c'è dentro e fuori continuamente questa cosa dell'emigrazione, perché al di là di quello che noi abbiamo esposto, nel nostro archivio sonoro ci sono tantissime storie di immigrazione, perché quando uno va a intervistare una persona, quasi sempre chiede qualcosa della sua vita e nella maggior parte dei casi i bellunesi e i veneti che abbiamo intervistato raccontano storie di immigrazione. Quindi è un museo che racchiude tante storie e questo mi fa molto piacere. Però ti ripeto, quello che è importante è conservarle per le future generazioni, perché io ogni tanto, come posso dire, mi dispiace di non aver fatto di più di quello che ho fatto, nel senso che mi rendo conto che c'erano tanti altri settori da esplorare, ma non ci siamo arrivati, no? Spero che in futuro ci sia qualcuno che lo faccia, però io sono vissuta in un momento storico in cui c'erano ancora delle persone in grado di raccontare delle esperienze molto forti legate alla guerra, legate appunto a tutti questi fenomeni migratori e che sapevano ancora raccontare fiabe, cantare canti tradizionali, quindi sono vissuta in un momento di passaggio, no? E ho raccolto tutto quello che riuscivo a raccogliere. Devo dire che però ogni tanto mi chiamano e mi dicono guarda che mia mamma si ricorda ancora e allora io corro, no? Perché così come quando mi dicono guarda che al museo non avete la rosa che ho io a casa che era ancora di mia bisnonna e quindi c'è ancora questo legame col territorio Sì. e credo che una delle caratteristiche più interessanti del museo è proprio quella di avere un fortissimo legame con il territorio, non solo con il territorio bellunese, perché devo dire che anche l'altro giorno che ero lì ho fatto una visita guidata a un gruppo di giornalisti, molti si riconoscono nelle storie che noi raccontiamo perché sono storie appunto di un'umanità condivisa, come dire, no? Ci sono storie che sono comuni a tanta gente, Ecco, quindi è importante che ci sia. e complimenti ancora perché hai fatto un ottimo lavoro a conservare quello che poi va via, se non si Sì. racconta, non si conserva, anche perché non è solo raccontarlo tipo una domenica a casa, è anche poter in un modo professionale, no, poter conservarlo, quindi è quello il bello e l'importante. E, hai menzionato alcune volte quello di cose immateriali, no? Ci sono beni culturali immateriali che dobbiamo tutelare e quali sono, per esempio, importanti per te? Ma guarda, ti dicevo prima, il bene immateriale per eccellenza è il dialetto. E il dialetto è importantissimo, tu sai bene che c'è stato un periodo anche in Italia, come è successo in altri paesi, per esempio ricordo in Brasile, parlavano l'italiano, a un certo punto è arrivato Getúlio Vargas e ha impedito di parlare, ma hanno continuato a parlarlo, no? Da noi c'è stato un momento in cui a scuola si diceva assolutamente non devi parlare il dialetto e i genitori dicevano non devi parlare dialetto, devi parlare italiano. E quindi si è un po' persa questa tradizione del dialetto, ma devo dire che il Veneto in particolare è una delle regioni italiane in cui si parla più dialetto. E il dialetto è una tradizione, nel senso che porta con sé delle sfumature, no? Ci sono dei termini che tu non riesci mai a tradurre in italiano, per esempio freschin, l'odor da freschin, che è una cosa quasi intraducibile, no? Come... Dacci una mano, E cosa poi sarebbe? Come possiamo tradurre? guarda, quando per esempio tu mangi un uovo o mangi del pesce, resta sul piatto, anche se tu lo lavi, resta un odore un po' particolare, che da noi si chiama freschin. Ecco, non è facile e non è facile da tradurre in italiano. E l'altra cosa importante, per esempio, che è sempre legata alla lingua, e quindi tante espressioni proverbiali, no? Che continuano ad esserci anche nella quotidianità. Io per esempio anche i miei nipotini per dire quando guardano la montagna qui vicino dicono la montagna qui vicino a me è il Tomatico, il Monte Tomatico. Se il Bello. Tomatico ha il cappello, il tempo è bello, no? Quindi il tempo è bello. Se il Tomatico ha la cintura, pioggia sicura. Ci sono delle cose che continuano ad essere, come dire, tramandate così. E
l'altra cosa che sta sparendo e sulla quale però abbiamo fatto anche delle ricerche è la toponomastica, cioè i nomi dei luoghi, che sono dei nomi dialettali, nel senso che un po' sono registrati nelle carte, nelle mappe, ma pochi. Ci sono dei piccoli luoghi che avevano il loro nome e che rimandano anche a delle attività interessanti, oppure a delle leggende. C'è il Bus del Diaol, il Crêpe delle Anguane, il Troi del Mazzarol, che rimandano appunto a questo immaginario fantastico, oppure ricordano una tipologia di vegetazione, no? La Resei era un luogo in cui c'erano dei larici, Aune è un luogo in cui c'erano gli ontani, gli oner. Quindi questi nomi sono estremamente importanti perché sono una stratificazione storica di quello che è stato il territorio e vanno raccolti, preservati e studiati, no? In qualche modo. Quindi questa immaterialità c'è ancora chi racconta, purtroppo non più le fiabe che io ho raccolto io, perché sono molto pochi quelli che raccontano fiabe di tradizione orale, però per esempio c'è molta gente che canta ancora e canta canti tradizionali, quindi insomma io ricordo insomma la mia esperienza più forte è stata proprio in Brasile meridionale e ricordo che cantavo insieme a loro le stesse canzoni, quindi Wow. il fatto di condividere un patrimonio che è rimasto qui ed è rimasto altrove è una cosa molto importante, no? Straordinario Quindi, vedere come una canzone che si cantava tra le Dolomiti si canta uguale sì. praticamente in un posto nel mezzo del Brasile, col verde, con tutto quel fascino amazzonico. È davvero, incredibile, no? Sinceramente. Incredibile, davvero, sì, sì. Ecco, e poi invece, forse tu mi avevi chiesto all'inizio, in questi ultimi tempi ho cercato di occuparmi anche di altre cose e una di queste è stata la storia del manicomio di Feltre. Cari amici, vi aspetto la prossima settimana per continuare a scoprire insieme il lavoro della bravissima Daniela Perco. Anche se volete rivedere tutte le nostre puntate, potete cercarmi nelle reti sociali dell'associazione Bellunessi nel Mondo e anche sui miei social di Facebook e Instagram con il mio nome Ernestina Dalla Corteluccio o anche sul mio canale YouTube Migranti TV. Vi aspetto. Intanto vi saluto da qui, dalla fine del mondo. Arrivederci amici e come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Ringraziamo Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.